che visuale! Benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, mi sono data una sistemata alla faccia e tra un'ora vado via. Devo vedere cosa mangiare. Questa zuppa dell'Aldi, bontà di stagione. Allora, acqua, fagioli, cannellini reidratati 24%, ortaggi in proporzione variabile 21%, carote, cavolo nero, patate, cipolle, porri, sedano, passata di pomodoro, olio, sale, aglio, zucchero, rosmarino, salvia e timo. Cioè, come ingredienti questa è una bomba. La scaldo in microonde. Il profumo è molto buono. L'aspetto è questo. Chiaramente è da mescolare un pochino, se no... Beh, secondo me è buona, eh? Finisco di mettere la roba qua dentro. Ci metto anche questo. E poi ci starebbero dei piatti che non ho. Così ho tolto un po' di roba di mezzo. Ciao! Eccolo! Aspetta, aspetta, saluta! Guarda là chi c'è! Guarda là chi c'è! Pepe! Ah, no, non vuole stare in braccio. Però io ti ho preso in braccio. No, non ho cibo per te. Questo è sempre alla ricerca di cibo. Qui è tutto rimasto così. Praticamente quella sera che vi ho detto che stavo facendo i contorni delle finestre, poi mi sono messa a dare il bianco anche a tutta la parete. In internet ho visto diversi video, eccetera, perché mi sono un po' informata e ho visto che c'è tutta una procedura per trattare i muri con la muffa. Io però utilizzo solo questo, perché se no bisogna usare un casino di prodotti. Con questo mi sono trovata bene, non so quanti anni fa, perché non mi ricordo ormai, forse era il 2014 o il 2015, l'ultima volta che avevo imbiancato. E questo qua è una bomba, costa più di 70 euro e era scontato a 68 lì in colorificio, però se no viene più di 70 euro e sono 4 litri solo. Comunque è termoisolante, anticondensa, io vi posso assicurare che funziona e funziona, cioè per me funziona bene, classe A+. L'altra volta l'avevo diluita pochissimo perché si può diluire fino al 10%, quindi non tanto. Questa volta non l'ho diluita, l'ho data pura e vabbè, è bella, cioè crea un bel effetto sul muro. Chiaramente il muro è tutto pieno di robe, ma sarebbe proprio da grattare tutto. Non è un lavoro che voglio fare sinceramente e quindi lascio così com'è, anche perché chi ha dato la pittura prima che noi venissimo qui ad abitare ha fatto un disastro. Cioè non so neanche dove farvi vedere, ma ci sono delle parti di muro che sono piene di colature che vabbè è un disastro. Volevo farvi vedere qual era la pittura e il risultato di una sola mano di bianco. Penso continuerò o domenica o direttamente lunedì o forse anche stasera, non lo so, devo andare a comprare ancora il rullo. Ciao. Cosa? Buona? Molto buona. E visti gli ingredienti, secondo me è un ottimo salvapasto questa. Cioè è fatta bene come ingredienti, non ha robe strane, come vi dicevo. Cosa hai fatto? Fuori c'è l'elicottero che gira perché stanno trasportando i tronchi da una parte all'altra. Il tronco dov'è? È bassissimo. Cioè, guardate la corda quanto è lunga. Non so che fine abbia fatto Bue Grasso. Questa mattina gli avevo lasciato fuori i croccantini. Sono tornata ed effettivamente qualcuno è passato a mangiare, quindi credo abbia cambiato orari, perché comunque la stagione sta cambiando. Poi a lui piace tantissimo cacciare nell'erba alta. E siccome adesso l'erba è abbastanza alta, secondo me si passa tutte le giornate a cacciare.
Cosa c'è? Pepe, sei ruffiano, ma il minestrone non ti può piacere. Sì, sei tu quello, Prr. No, come facciamo? Non ci arrivo. Arrivata a Pieve di Cadore. Mi sistemo i capelli perché ce li ho un po' incasinati. Specchietti tirati dentro, sì, perché sono proprio sulla curva. Io mi sono messa tanto in parte, ma la gente sfiora la macchina lo stesso, non so. Vabbè, vado. Vado perché mancano tipo 8-7 minuti all'appuntamento. Siccome, oddio, riesco a scendere. Sì, ho parcheggiato forse un po' troppo vicino. No, però vado. Mi sono presa anche la giacchina perché qua c'è sempre aria, infatti c'è un bel venticello. Sciarpa, giacca. Non so neanche se mi va bene questa giacca. E scappo. Ci vediamo dopo, vi darò aggiornamenti più tardi. Ecco fatto, uscita indenne. Bene, la mia preoccupazione di dover pagare alla fine era una preoccupazione inutile, nel senso che mi rimborsano qualche soldino e che non ho neanche avuto tante spese mediche, quelle cose là, come gli anni precedenti, e quindi ma almeno ho avuto un rimborso di qualcosa. Bene, adesso devo fare il giro di Pieve, devo passare su per l'ospedale perché avendo parcheggiato qua non posso fare inversione. E devo fare tutto il giro e sinceramente mi sa che non mi fermo da nessuna parte. Non so cosa fare. Mi sono resa conto che poi ieri non ho più registrato video. Allora ho preso questo rullo più grande e questo è molto diverso, ha le setole più corte, si possono chiamare setole. Vabbè, sono più corte rispetto al rullo che avevamo preso in colorificio e questo è costato 5 euro. Questo invece più piccolino, 2,80 euro. Però secondo me questi due qua vanno meglio, anche come tessuto si impregna meno di colore rispetto all'altro. L'altro era una perdita di colore, di tinta, insomma. Ho preso anche due di questi. Sono 50 metri di nastro, 4,80 euro. Eccolo qua. Forse domani continuerò, e se avrò voglia, se no mi darò al riposo e inizierò lunedì di nuovo a tinteggiare. Mi piace vedere così bianco, è già cambiato il muro. Forse voi non ve ne riuscite ad accorgere, però si vede già la differenza. Solo una passata io già la vedo. Che meraviglia! Poi chiaramente toglierò tutta la roba che mi darà fastidio, tipo tiragraffi. Non so se vi ho parlato di quest'idea che mi è venuta. Prima di imbiancare, però mi sa che non lo faremo prima di imbiancare. Comunque, io non ne ho neanche ancora parlato con Franz. Vorrei fare, avete presente quelle mensole per i gatti? Ecco, vorrei mettere quelle qua, al posto del tiragraffi, perché questo si sta distruggendo. Lo regalo ai gatti della colonia felina e boh, anche questo. E vorrei mettere proprio delle mensoline in modo che possano andare su, magari anche sopra il divano, non lo so. Non so se si riesce a bucare sto muro comunque, perché è assai difficoltoso bucare questo muro. Si potrebbe quasi tentare di fare una roba del genere. Mi bevo il mio caffè latte, non so a che ora, ma tra poco dovremmo andare via. E vado anch'io con Franz, così gli faccio compagnia durante il viaggio, che va a comprarsi gli scarponi per il lavoro. Però non andiamo qua vicino, quindi niente, perché non ce li hanno neanche in questi negozi. No, non esistono. Si trova molto molto bene con gli scarponi della Sportiva. Sì, ma scarponi che costano tanti soldi e con una certa serie di modelli ne escono sempre, no? Però lui è fissato con quel modello, quel tipo di scarpone, perché si trova benissimo, quindi vuole andare a comprarli, insomma. Cioè, c'ho ancora la maglia invernale, vi rendete conto che ho ancora la maglia invernale?
possibile vestirsi poco? C'è freddo, in alto nevica. So che in questi video io non ho parlato, non ho neanche accennato tutto quello che è successo in Emilia-Romagna, ma siccome so cosa vuol dire direttamente non, nel senso non proprio in quel modo, però so cosa vuol dire quando succede qualcosa del genere, io ci sto male, non sto neanche guardando i telegiornali, vedo ogni tanto sui social, ecco, però io vedere queste cose, cioè, non lo so, ci sto male, quindi non ne parlo volutamente, ecco, non perché non me ne stia fregando, ma non ne parlo volutamente. L'avete ben notato, io cerco di evitare tanti argomenti, anche che potrebbero creare discussioni, polemiche, perché non voglio che si creino queste cose sotto i miei video. Sì, ogni tanto magari ci sta qualcuno che ha le idee diverse, però una cosa tira l'altra, poi magari si innescano delle discussioni inutili che magari vanno anche ad offendere, quindi cerco di evitare tanti argomenti sul mio canale, anche se mi piacerebbe essere molto più aperta con YouTube, con voi, con tutto, ma evito perché io non voglio avere discussioni con nessuno, non è quella la vita che voglio fare e non voglio avere pensieri anche per quello che dico, ecco, quindi faccio la mia vita, non rompo le balle a nessuno e basta.